È stato sottoscritto stamattina a Nuoro il terzo atto aggiuntivo a valere sul piano di rilancio del Nuorese, che stanzia complessivamente nelle diverse voci quasi 100 milioni di euro. Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente della Regione Francesco Pigliaru, l'assessore agli affari generali Filippo Spanu, che ha anche guidato la cabina di regia, l'assessore alla cultura Giuseppe De Sena, l'amministratore della provincia di Nuoro Costantino Tidu, il sindaco del capoluogo e presidente del CAL Andrea Sud. La speranza di sindaci, sindacati, imprenditori e cittadini è che adesso si inizi con la spesa delle ingenti risorse stanziate. Ci sono dei termini temporali legati alla scadenza dei fondi europei da spendere entro il 31 dicembre 2019, ma anche una scadenza più ravvicinata rappresentata dalle elezioni regionali del 2019. Presidente, oggi la presentazione dell'atto aggiuntivo che conclude questo percorso del piano di rilancio del Nuorese. Sì, lo conclude con altri 20 milioni per un totale di 55 milioni, a cui si aggiungono per la verità altre risorse che arrivano dalla programmazione territoriale, che in alcuni casi rinforzano quanto esiste dentro il piano, il patto per il rilancio del Nuorese. Come ho sempre detto, sviluppo vuol dire fare scommesse comuni insieme al territorio. Questo piano di rilancio ha delle scommesse chiare, precise, condivise, e quindi è una buona partenza per usare bene questi soldi, che non sono pochi e che appunto vanno spesi bene. La palla adesso passa al territorio. Ma la palla è sempre stata nel territorio in realtà, perché ripeto, bisogna condividere delle scommesse, non c'è una regione che dice fate questo, fate quest'altro, ma che siede al tavolo e dice quali sono le migliori opzioni che abbiamo per favorire, aiutare lo sviluppo di questo territorio, che di sviluppo ha molto bisogno. Ci è voluto tempo, ma mi auguro che le scommesse che stiamo facendo insieme siano davvero quelle giuste. Poi adesso vedremo, i territori non saranno lasciati soli, non sono stati lasciati soli prima e non saranno nemmeno adesso, perché c'è progettazione da fare, ci sono tempi da rispettare, e quindi faremo ancora molto lavoro insieme.